buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati al nostro appuntamento con Autodafè del giovedì, che è una sottovariante dell'Autodafè di tutti gli altri dì della settimana, perché il giovedì abbiamo il piacere di avere con noi gratis, e perciò lo ringrazio doppiamente, gratis et amor nostri, amore nostri anzi, Max del Papa, che vedo già bellamente collegato in audio video con noi. Sottolineo la parola gratis, che è una parola bella, non è una parola volgare, se vogliamo proprio etimologicamente affondarci dentro di essa, giusto? È una parola molto bella, perché il gratis viene quando tu hai delle cose buone da offrire e delle cose buone che ricevi, se no gratis neanche il cane fa andare la coda, diceva un antico proverbio lombardo, per cadere dall'alto in basso costantemente, come siamo soliti fare del resto in questa trasmissione, no, Max, caro? Anche se noi ci facciamo accompagnare da gente che non passa inosservata. Tipo Ipponatte, te lo ricordi chi era Ipponatte? Quel grandissimo poeta. Insomma, perdo colpi. No, qui ragazzi... Non sono a quei livelli culturali, No, noi qui facciamo sempre quei 10 minuti di cultura, come avrebbe detto un nostro ispiratore. Dio Cristo. Quei 10 minuti di cultura includono il fatto che noi ci facciamo accompagnare non da gente imparaticcia, qualunquiccia, incontraticcia, ci facciamo accompagnare da persone come Ipponatte. Ipponatte, per chi non lo sapesse, è un maestro anche dell'invettiva, dell'insulto. Se volete imparare una caterva di insulti interessanti, basta che compriate, credo che ci siano ancora parecchie edizioni, i frammenti di Ipponatte. Sono arrivati solo dei frammenti, ma sono talmente potenti che sono ancora oggi molto didattici, servono molto per imparare. Dei moccoli. Sì, dei moccoli incredibili. Dei moccoli che c'era neanche... più libertà ai tempi. Ma ti giuro, nel VII secolo avanti Cristo c'era più libertà, tutto sommato. Possa mummificarsi dalla fame, è trascinato, capro espiatorio, 7 volte sul pinco esser percosso. Cosa sia poi il pinco, nella traduzione di Ettore Romagnoli del 1932 dal greco, cosa sia il pinco potete facilmente immaginarlo. È ciò che differenzia... Da cui pinco pallino. Esatto, un maschietto da una femminuccia. Il maschietto c'è il pinco, la femminuccia no. Comunque, al di là di questo... non cominciamo adesso a fare discorsi sessisti, non voglio cominciare... Chi ha detto che il maschio c'ha il pinco e la femmina no? Non lo so. Il maschio ha la pinca. È una consuetudine. E la femmina, se vuole, c'ha il pinco e il maschio c'ha le mestruazioni e c'ha anche la menopausa. Ascolta un attimo. E partorisce. Mi spiace, io ho citato Ipponatte non per caso, perché rimango ai tempi in cui il maschio era maschio e la femmina femmina, come e c'era più libertà. E c'era più libertà, perché nel VII secolo avanti Cristo Ipponatte la pensava così. E anzi, si era innamorato di una magnifica mignotta. E noi aboliamo Ipponatte, mettiamo giù la statua. Si era innamorato di una magnifica mignotta, Arete, beato lui. che diciamo così aveva il nome della virtù, Arete, ma era una mignotta di primo livello, e che però non lo ricambiava mica troppo, perché Ipponatte era un cesso mostruoso, per dirla col linguaggio di oggi, che sarà stato povero soprattutto, perché seppure era cesso ma c'avevi i soldi. Allora, questo è un problema ancora irrisolto, perché Ipponatte, come diciamo così, come nome, deriva da due nomi, Ippo e Anax, cioè signore dei cavalli. Quindi se uno è signore dei cavalli, tanto povero forse non è. Certamente lui si dipingeva come povero e bestemmiava Pluto, il dio della ricchezza, perché non gli regalava il mantello gratis per coprirsi dal freddo. Quindi era un ricco probabilmente o decaduto o che faceva proprie le istanze dei poveri. In ogni caso, nei suoi versi, nei suoi frammenti, continuava a menarla contro gli uomini e contro gli dei, e soprattutto contro un certo Bupalo, che era invece preferito dalla Rete di cui sopra, perché Bupalo era un pochino più carino di lui. Detto questo, lui cosa ha fatto? A un certo punto ha cominciato a prendere Bupalo di mira, al punto tale che lo ha portato al suicidio per impiccagione. Quindi Ipponatte era uno che con le parole ci sapeva fare. Perché quindi già all'epoca c'era l'agonia social che creava poi questo genere. Non si inventa niente. E lui cosa usava? Usano le intelligenze artificiali, ma c'è sempre la solita cosa, la solita cattiveria umana che ma non solo, non solo Bupalo, ma anche il fratello di Bupalo, che erano 2 scultori. Loro cosa avevano fatto? Questi 2 scultori
avevano fatto una cosa che aveva fatto incazzare tremendamente Ipponatte. Avevano fatto una statua. Come fai incazzare? Come fai incazzare? No. Tu fai il racconto, io faccio i colori. Questi qui avevano fatto una statua di Ipponatte molto realistica. Siccome Ipponatte aveva il volto deforme, era gobbo, zoppo e compagnia cantante, e lui si era molto arrabbiato di questa cosa qui. Gli avevano fatto un ritratto troppo simile al vero, per quanto diciamo per statua. E lui si vendica componendo dei versi terribili, delle invettive pubbliche terrificanti, violentissime, feroci, tali da indurre i due fratelli scultori al suicidio per impiccagione. E peraltro Bupalo, uno dei due, diciamo così, era il preferito di Arete di qui sopra, che invece a Ipponatte non gliela faceva molto vedere la bella vita, diciamo neanche così. annusare. Quindi Ipponatte era costui. Perché è la solita storia. Perché abbiamo citato Ipponatte? Tra l'altro, non vorrei esagerare con questi 10 minuti di cultura, ma Ipponatte è il primo poeta al mondo, nel mondo greco e quindi nel mondo, perché il mondo nasce da lì, che utilizza il trimetro giambico scazzonte, detto anche giambo zoppo, per cui altra cosa geniale da cui di questo... Giambo, sai, Africa. Esatto. Torna tutto. Perché zoppo? Perché era zoppo pure lui e quindi... Giambo. Esattamente. Siccome era zoppo pure lui, ha adattato il verso, le 12 sillabe del trimetro giambico classico, le ha fatte diventare zoppe, perché l'ultima sillaba l'ha fatta zoppicare. E questo si è scoperto con lui, che questo modo di mettere in riga le 12 sillabe del singolo verso era particolarmente utile per le invettive, per le oscenità, per gli insulti e via dicendo. Ma tu vuoi dire che io sono Ipponatte? Questo mi stai dicendo? Allora, dunque, arrivando al dunque, tu mi hai letto nel pensiero, perché io volevo dire proprio che perché? A me mi sembra... Allora, io mi diletto di poesia, ne tiro giù di tutti. Sono un ascoltatore totale, poi non me la dà mai nessuna. E quindi vuoi dire questo tu? No, allora, la differenza è che tu sei bello come il sole. Altro che gratis Amordei, tu mi stai dando dello zoppo. No, la differenza è che tu sei bello come il sole e Ipponatte era brutto come il peccato. Come il sole di novembre. No, ma brutto come il debito. In effetti, tu mi hai letto nel pensiero, perché io ravviso molte similitudini. A parte l'uso del trimetro giambico scazzonte, che non so se tu usi tanto spesso, no? Non lo so. Sì, io lo scazzonte sempre. Lo scazzonte lo usi sempre. Faccio gli spettacoli con lo scazzonte, guarda. Ecco, a parte quello, che non so se strettamente tu lo usi secondo il rigore, diciamo così, filologico. Però, il rigore c'è sempre, però. Dai, però al di là di questo, insomma, se siamo fatti questi 10 minuti di cultura, giusto? Sì. Che non è poco, peraltro. Come no? Io a proposito di cultura vorrei subito partire con un contributo con le 2B naturalmente, come dicono tutti. Sai, hai presente tutti quelli che ormai se accendi la TV per caso, se ti capita di passare di fianco a una TV, senti gente che parla così, con le 2B, con le 2S, che dicono le SZ. Sì, no, ma poi ti chiudo una parentesi. Dimmi. Hai notato questi deficienti dei telegiornali che parlano loro simulando l'intelligenza artificiale? Cioè questo vezzo, la Presidente del Consiglio si è recata in Arabia, ma come cazzo parli? Ecco, vedi che lo scazzonte, ritorna lo scazzonte. Perché siamo sempre una fogna di paese. Sì, parlano con lo scazzonte. Dice, ma è l'intelligenza artificiale. Invece sono loro che si danno questo tono di post tecnologico. Fateci caso. Io non li sopporto, li odio, li frusterei tutti. Poi sono tutti con 2S, con 2B, con la S pronunciata dopo come... c'è sta romanità, presidente Palazzo Chigi, però sì, lì è la solita romanità che ci ha rotto un po' le palle. La S che diventa Z. Perdiamoci di vista da Verdone, no? Però la romanità non la togli mai, anzi. Ascolta, infatti intanto do un paio di numeri così al volo a coloro che ci ascoltano, perché possono segnarseli, marcarseli giù sempre utilizzando il trimetro giambico scazzonte, naturalmente. Il numero per scrivere, per mandare messaggi via WhatsApp, anche audio volendo, è il 340 6709 659. Potete già cominciare a mandare ciò che vi aggrada di più, via orale o via scritta.
Naturalmente non si accettano altro che messaggi in trimetri giambici scazzonti, se no niente. Al 340 6709 659. Tuttavia poi magari forse non è detto che non apriamo le linee, per cui marcatevi giù anche questo numero per la diretta, eventualmente 02 92 94 7222. Max, io vorrei partire adesso con un pezzo che tu hai fatto, non so se è definito ancora, devo dire la verità, non l'ho letto tutto, ho imprincipiato a leggerlo proprio stamattina. Il pezzo è uscito, per la mia salute dici, mentale, psicofisica? Ma sì, ma non una perdita di tempo. No. Però mi ha intrigato fin dal titolo, è su nicolaporro.it, tutti i vari riferimenti li trovate sul post pagina Facebook Radio Libertà che introduce la nostra conversazione. Adesso ho capito perché il nostro calcio fa pippa. Sì. Allora, te sei partito da uno che adesso io manderei anche in onda, perché questo qui è uscito dal casino lì, cos'è? L'hanno arrestato, ha fatto non so che cosa, non l'ho seguita tutta quella storia lì. È la famosa gintoneria, no, di Milano, che non è mai morta, tutto sommato. Allora poi c'è un personaggio, questo qua, che adesso si filma, è sempre in giro col telefonino in mano. Il genero di Vanna Marchi. Però si è asciugato, è andato va in palestra, c'ha il dietologo e soprattutto magna tante ova. E infatti il video inizia così perché il dietologo gli ha suggerito di mangiare le ova mentre fa palestra e gliele fa ciucciare, gliele fa ciucciare il rosso delle uova alla fidanzatina, perché questo qua c'ha una fidanzatina giovane, lui cosa avrà, 55 anni? Una roba così, 50 anni? Non lo so, 55, una roba così. La fidanzatina ciuccia le uova? La fidanzatina ciuccia le uova e poi lui dice la sua, no aspetta, dice la sua sulle cose Ma uova di gallina? Uova di pare di sì, a me pare di sì, dalle dimensioni credo di sì. Comunque, e poi dice le dimensioni sono importanti. Dice la sua su quello su cui tu hai detto la tua, per cui sentiamo che dice uno che se ne intende di mi risponde un po', di puttanerie milanesi, eccetera, che però svelano determinati lati del costume della società. Sentiamo un po', partiamo da sta scenetta qui delle ova, perché naturalmente il tutto deve avvenire rigorosamente in diretta social. Io vado in palestra, faccio ciucciare le ova alla mia fidanzatina, però tutto deve essere ripreso e mandato in onda. Telchi. Buongiorno Italia, questo è il momento più bello della giornata, sapete? Italia. Quando vengo in palestra, finito ieri sera con l'Urgo, che sono già qua, già fatto la serie addominali e adesso iniziamo con i pesi pesanti, vai. Sono arrivato a casa, il dottor L'Urgo, mio maestro, allenatore, nonché nutrizionista, mi ha detto un altro chilotto, minchia, un altro chilotto devo perdere, e allora facciamo così. No, e vai con le avevo ova. capito chinotto, invece il chilotto. No, il chinotto glielo fa fare. Il chinotto glielo fa fare le ova. Sì, siamo capiti. Uova di Paolo Parisi, sei aspetta. Ma che roba? Non riesci a prenderlo bene? Sì, ma l'hai già preso. Guarda qua. Ti ricordi Pippo Santorelli? L'Urgo va bene così? Ti ricordi? Okay. Svuotati. Guarda come ciuccia questa. Ancora. Almeno 2 o 3. Genovesi, guardate come si va a mangiare, a succhiare le uova. Il numero 1. A succhiare le uova. Non mi hai trovato una ragazza così sportiva come me che accetta tutte le minchiate che faccio. Tutte. Dice, io devo essere quello maturo, invece sono il più immaturo. Questo doveva essere in galera, invece ha detto che poi sperava e allora sta a mangiare le uova. Allora, cosa è successo a Milano? Sono arrivati questi messaggi qua da un sacco di gente che mi sento tirato in ballo, no? Ah, ecco, vedi come... Guarda, tutti i locali facevano così, le escort c'erano dappertutto, calciatori, è uscita sta notizia oggi, non so, in chiuso dei locali, poi saltarono fuori i nomi, no? Praticamente altri 4 ai domiciliari. La mia stessa storia, io sono stato il primo di tutti questi, no? Però quello che penso che è l'assurdità è, va bene, spaccio, che poi non ho mai fatto, e favoreggiamento, non sfruttamento, induzione alla prostituzione, che è molto diverso. Cioè favoreggiamento lo fanno tutti i PR di Milano. Andate a prendere tutti i PR delle discoteche di Milano, hanno tutti la lista delle ragazze, e alcuni hanno anche fogli Excel, che questa fa lato B, prende questo, prende quella, prende 500, esce sulla cena, non esce a cena, tutti. Allora dovete arrestare tutti i PR di Milano a questo punto, perché se uno chiama delle ragazze a un tavolo, fa come facevo io, che chiamavo cioè le ragazze perché avevo bisogno ai tavoli delle ragazze, cioè veramente la cosa assurda che il favoreggiamento, sfruttamento e induzione, cioè sfruttamento che tu prendi i soldi su una,
quello che io non ho mai fatto ed è stato allora, hai capito Max? Dovevano arrestare tutti, perché il favoreggiamento lo fanno tutti, perché lui dice a un certo punto se non c'hai 4 ragazze lì che hanno voglia loro per prime di fare le puttane, di fare sta roba qua, poi arriva la gente e dice ma qua è mortorio, sono tutti vecchi, io me ne vado in Corso Como, e lui dice io per tenere la clientela che faccio? Prendo l'elenco con il foglio Excel con quella che fa il lato B, quell'altra che ne vuole 500 e compagnia bella. E se fa così, se no devi arrestare tutta Milano. È così? Ma lo sappiamo, sì, lo sappiamo. E quante volte l'ho scritto? Questo qua è uno che non doveva stare lì a mangiare le uova, doveva essere in galera, però poi lui ha detto io qua non faccio solo i nomi dei 4 calciatori, delle cose, faccio anche i nomi dei giudici, dei politici milanesi, romani che vengono, dei giornalisti, e allora gli hanno detto vabbè, fatti 4 anni di patteggiamento teorici, vai a casa. E lui è andato a casa. Adesso questi 2 di Cinisello di questo nuovo giro fanno uguale, no? Perché sennò cantano. Ma chi era quel tuo amico? Adesso diventa pure giurista. Chi era? Sì, fa la distinzione fra induzione, sfruttamento, eccetera. Ecco, ma chi era quell'amico tuo che ti diceva che andava alla gintoneria e quando l'hanno chiusa te gli hai chiesto dove andava e diceva caro mio, una chiusa, 100 aperte? Certo. È uno che frequenta. Un giornalista. Uno dei tanti che frequenta. Un giornalista. Sì, fanno ma sai, oggi si chiamano così, giornalisti, comunicatore, no? Gente che sa stare al mondo. Se io faccio un pezzo su ste cose, dovunque sia, dopo mezza giornata trovo un pezzo di qualcuno che dice quanto moralismo, sappiamo stare al mondo noi. E questa idea che i giornalisti da parassiti devono sapere stare al mondo, cioè condividere non tanto il potere, ma le depravazioni del potere, è la fine del giornalismo che già è finito, perché chiaramente quando tu vai a trans, che di questo si tratta, quando tu vai a trans con i calciatori, con i cosi, con quelli che ti mantengono, che devi raccontare, e che devi dire? Che il mondo è il migliore dei posti possibili. E questo è, insomma. Dopodiché, appunto, si fa la Ciao Italia, questo qua, che insomma gestiva un casino, no? Gli hanno dato 4 anni e gli erano dati perché lui ha detto se no io parlo. Il genero di Vanna Marchi. Che deve dire? Che deve dire? Dice ciao Italia. Ciao Italia. Cioè si comporta come ma uno di quelli rovinati da quel giro lì, sto Champagne, non si candida a sindaco a Milano? Beh, sì, si candiderà, lo dice lui, allora, lo ha annunziato lui. Sì, ma il fatto già che lo dicano, questo vuol dire che c'è un sistema trasversale che è totalmente premiato, che non suscita più nessun tipo di... Oramai per suscitare indignazione devi essere una persona pulita. Allora, intanto te Max hai scritto che sta roba qui, tutto sommato, è una riedizione di cose che già esistevano, per molti versi, sì. no? Punto primo. Punto secondo, ma quanto rispecchia secondo te? Punto it, naturalmente. Quanto rispetta o rispecchia la società? Che cosa se ne può dedurre da questa roba qua? Qualcosa di generale o no? Cioè, che differenza c'è tra questo oggi e 20, 10, 15, 30 anni fa, secondo te? Da un punto di vista della pratica, solo una differenza quantitativa, cioè oggi è ancora più diffusa, più spinta. Oggi arriva il ragazzino di 18 anni sulla Ferrari da 500.000 euro come Fedez e all'allenatore dice non mi rompere il cazzo, ti faccio sparare da quelli del giro della curva, del giro di San Siro, io faccio come mi pare, adesso ti levi dai coglioni, non mi alleno perché devo andare a trans e devo andare a scommettere sulle partite sulle quali gioco. Fine. Quindi a me diceva Carlo Petrini, che è stato un campione degli anni 60-70, poi è morto per il doping, c'aveva un buco in testa così, diceva noi ce le scopavamo anche allora, adesso se le sposano, però questo a me lo diceva 15 anni fa, 20 anni fa, adesso non basta neanche più sposarsele, devi diversificare, andare a trans e devi esporlo, perché alla fine la situazione, la filosofia è sempre ciao Italia. Sì, il telefonino in mano, la diretta social. Tu mi chiedi se è generale o meno. No e sì, nel senso che chiaramente questo genere di privilegi, diciamoli così,
possono concederseli solo gli eminenti, no? Appunto, i calciatori da 20 milioni a stagione, i piloti, gli influencer o i rappettari da 20 milioni di fatturato l'anno, che poi si mescolano tutti, vanno in televisione, fanno i podcast, chiamano i politici, è tutto un milieu. I giornalisti, quelli parassitari ma emersi, quelli che poi quando dici qualcosa dicono quante storie, sappiamo stare al mondo. Quindi non è vero che la plebe guarda e assorbe per osmosi, cioè la reazione oggi non è più quella per cui tu calciatore, io ti do tutto, ti do i miei soldi, ti do il mio tifo, ti do la mia passione, però tu devi rigare dritto, se mi tradisci ti mollo. Cioè una roba del genere sarebbe stata impensabile 60 anni fa, quando tu vedevi Causio, Mariolino Corso o Bellugi che si facevano fare la foto sul rotocalco, la moglie sembrava la sorella di Orietta Berti e loro avevano il tinello coi treni, coi pizzi, cioè da ragazzi strappati al bosco o alla fonderia o al peschereccio e ancora grati memori di essere lì a fare i divi del pallone. Adesso no, adesso è tutta una cosa più violenta, però non è vero che i poveracci possono arrivarci. I poveracci gli dicono, cazzo beato te, tu vai sui social, no, a vedere queste cose qua. Viene fuori lo scandalo, non lo so, del giro di delinquenti di tagliagole che tenevano in mano San Siro e a cerchi concentrici Milano. La gente non è che dice, però, cazzo, è uno schifo, è una vergogna. La gente dice, facevano bene, fatemi entrare anche a me. La gente dice, andavi a trans? Cazzo, bravo tu, se te ne avanza un po' anche per me. Cioè si è tornati a una concezione parassitaria della plebe, da mendicanti, una roba medievale. Quindi in realtà il fossato si è acuito perché i privilegi sono ancora più clamorosi, eclatanti e distanti. Però la plebe, invece di covare quella sorta di risentimento normale, fisiologico, ammira, invidia in senso positivo, mendica, supplica. Io faccio una considerazione. Allora, ai nostri tempi, siamo coetanei, gli cosiddetti antagonisti, che all'epoca si chiamavano extraparlamentari, no? Quelli di lotta continua, quelli di toni negri e via dicendo. Di loggia continua. Di loggia continua. Avevano un moralismo populista comunista che era spietato, se la pigliavano con tutti. Non ti perdonavano neanche la berlinetta della domenica. Oggi questi antagonisti, quelli del Giro Salis, gli Ascatasuna, quelli che vanno in giro a manganellare i poliziotti, i quali hanno ricevuto l'ordine di non reagire, tanto poi la Meloni gli manda solidarietà dall'ospedale. Questi qua, tu li hai mai sentiti fare del moralismo contro questi calciatori collusi con l''ndrangheta, con le scommesse, con i giri trans, con i puttanai? No. Cioè c'è un classismo miliardario di questi calciatori, ecco. E questi qua che sfasciano per amore di sfascio non se la sono mai presa, non hanno mai detto che è una degenerazione del capitalismo, del liberismo e via discorrendo. Gli va benissimo così, anzi vanno allo stadio pure loro. Ecco la mutazione. Però ci sono un paio di cosette interessanti che te hai messo in luce anche sul tuo commento su questa questione su Substack, no? E mi piacerebbe un pochino toccarle queste cose, perché primo, al di là di tutta quella bifolcaggine di cui abbiamo dato un piccolo saggio prima e di cui stai parlando anche tu, c'è un aspetto, in tutto questo giro qua di roba ci sta anche il riciclaggio. Questo aspetto qui è stato molto meno analizzato, battuto, raccontato e forse si collega al punto 2. Perché si racconta fino a un certo punto e va ben tutto? Perché quelli che dovrebbero raccontare e approfondire, cioè i giornalisti, erano nei bordelli con questi qui, come tu scrivi. E allora il cerchio si chiude. Sì, esatto. L'aspetto, diciamo, lasciamo perdere il folklore puttanesco, diciamo, e tutte quelle robe lì che non strappano neanche più il sorriso, diciamo la verità. Io ho mandato in onda quel brano lì, ma non per altro, perché comunque è una rappresentazione di una cosa che esiste, ma non fa, cioè,
Non penso che una persona normale possa neanche ridere di una roba del genere. È tutta una roba triste, tutto sommato, è una triste commedia, che però fa girare anche i quattrini. Riciclaggio. Ma questa storia del riciclaggio l'hanno raccontata? No. A me non pare, io non ho letto una riga. Chi sono i riciclatori? Per conto di chi riciclavano? Quali capitali venivano riciclati? Per conto di quali organizzazioni criminose? Italiane, straniere, miste? Ci hanno raccontato niente, senza voler entrare in profili magari anche più scabrosi e orribili. Perché le società di calcio non sono funzionali al riciclaggio Bene, anche appunto. Loro. Però il punto centrale è che quel tuo amico lì che ti diceva ma tanto caro mio, chiusa una, 100 aperte, è un giornalista, uno che fa sto mestiere, o non lo so se sia un giornalista, ma sicuramente i giornalisti, come tu scrivi, stavano lì, alla gintoneria, allora? Certo, stavano lì e stanno lì. Quindi tu E infatti Milano è tutta una gintoneria, anche Roma, anche la piccola Fermo, è tutta, ma ce ne si vanta, cioè è diventato un elemento di distinzione. È chiaro che non si fanno più le inchieste sul riciclaggio, ci stanno dentro, quindi si butta tutto nel gossip. Ecco, casomai viene fuori qualche avvertimento tipo quelli di Corona, come giustamente tu osservi. Condivido questo fatto, no? Casomai viene fuori che personaggi torbidi lanciano avvertimenti ad ambienti torbidi nei quali ci sono anche interessi magari di servizi più o meno segreti o secreti. Qui bisogna essere chiari. Bisogna veramente parlare fuori dai denti, visto che la radio senza filtri né censure, tu me lo consenti, e allora qui bisogna dire anche dei ruoli di Corona, eccetera. Corona è uno strumento di un altro strumento, tra le altre cose, di questo Zampolli, no? Che passa per uomo di Trump. Questi sono tutti factotum, diciamo, che collegano ambienti istituzionali o di servizi americani ad ambienti analoghi italiani. E questi qua poi si servono dei vari Corona, che sono dei provocatori che sputtanano nuora perché il suocero intenda. Allora, Corona ha fatto tutto con lo sputtanamento di signorini perché dovevano capirlo i figli di Berlusconi, i quali stanno spostando sempre più l'area politica di Forza Italia legata al PD, 5 Stelle. E infatti le loro televisioni sono piene di personaggetti emissari del PD e 5 Stelle, perché, come abbiamo detto più di una volta, è tutto in chiave politica, di prossime alleanze. Oramai, con l'ultima chiamata di Tajani a casa dei Berlusconi, la cosa si è ufficializzata. Nelle prossime elezioni, quella che oggi è una coalizione di fatto diventerà anche una coalizione formale, cioè un Frankenstein. Ed è su questo che poi i Corona fanno le loro provocazioni. Un Frankenstein che mette insieme parte di Forza Italia, PD, 5 Stelle. I 5 Stelle a loro volta possono anche essere legati, e si sta lavorando per una consonanza, un'unione degli aspetti delle sezioni della Lega fedeli, sensibili, diciamo, ad ambienti putiniani, perché 5 Stelle sono legatissimi con i giri putiniani e una parte della Lega pure, e quindi ne viene fuori una sorta di strano Frankenstein che mette insieme PD, 5 Stelle, parte di Forza Italia, parte della Lega, Salis, che è stata salvata da Tajani e da parte delle destre italiane in Europa. Questa coalizione qua. Ma questa qui è più mostruosa di Frankenstein, è una cosa terrificante. Però è vera, e ne parla tra le righe anche Dago Spia, la quale dietro l'aspetto scandalistico è uno strumento della parte dei servizi, perché i servizi sono frammentati anche loro come tutto, e c'è una parte in particolare di servizi che guarda Putin. E poi c'è una parte, quella cossigliana, che usa Dago Spia, che è invece legata ad ambienti atlantici, filo europei, filo Unione Europea, Ucraina, eccetera. E Dago Spia sta spingendo molto su questa cosa qua, fa vedere, anticipa, fa gli scoop, lo dice chiaramente. Corona
Noi possiamo benissimo definirlo un personaggino, uno strumento dei servizi americani in Italia. Allora, ti fermo un attimo verso le 10:31, ma poi riprendiamo un po' il filo, perché poi tutto si collega in questo quadro qua. Tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione? Bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi? Potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora Max, perché siamo partiti dalla gintoneria per tirare le fila? Poi mi dice Simone dalla regia che c'è un ascoltatore in linea, per cui poi sentiamo anche chi volesse telefonare. Da questo momento telefonate se volete, 02 92 94 7222, poi guardo i messaggi al 340 6709 659. Perché in sintesi dalla gintoneria si arriva alla politica, al riciclaggio, al quattrino? Perché è tutto collegato. Ecco appunto. E in quella Frankenstein lì non è escluso neanche, non è esente neanche Vannacci, perché Vannacci è un totale propagandista putiniano, cioè non c'è dubbio su questo. Vannacci è molto tenuto su e non è mai attaccato dal Fatto Quotidiano, il quale Fatto Quotidiano è l'unico giornale che non ha espresso solidarietà alla Meloni dopo quella botta totale, quell'attacco che gli ha mandato quel sottopancia di Putin. E per me le cose erano anche collegate, cioè per me quel sottopancia lì ha mandato quella provocazione molto volgare, molto oscena, ma d'accordo anche con ambienti italiani, con media italiani, perché bisognava far vedere che la Meloni è isolata dappertutto, no? Vannacci è uno che sì, adesso è in urto con Salvini, così, però è un ambizioso, è un avido. Alla fine, se gli danno le garanzie giuste, entra in quella coalizione monster, vuole starci anche lui. La Meloni se ne esce isolata perché in questo momento, attaccata da Trump, attaccata in modo violentissimo da Putin, ha le sue beghe interne. A Milano la russa, e questa è una cosa che ha provveduto a far capire e a evidenziare molto bene il Dago Spia di cui si parlava prima. Sì. A Milano la russa le manda a dire che il sindaco lo sceglie lui e che lei deve abbozzare, deve fare quello che dice lui, perché a Milano il potere ce l'ha lui. Quindi lei recepisce. La russa che a Storia del Mobile si mette anche a parlare stranamente si mette a parlare di nazionale di calcio come fosse lui il selezionatore unico, il federatore, no? Cioè fa capire che o fa intendere che insomma c'ha un potere anche su quelle scelte lì. Perché mai un presidente del Senato debba lui decidere di parlare della nazionale di calcio? E adesso questo Zampolli se ne viene fuori dicendo che sta lavorando con Infantino e con tutti i mamma santissima alla FIFA perché venga ripescata l'Italia ai mondiali, pur in maniera ignominiosa, perché insomma è un modo per ricucire con l'America. Vedi che tutto poi si lega.
È un minestrone tossico, ma non è colpa mia. No, sono i fatti che si concatenano. Perché Zampolli si agita a dire fuori dai coglioni l'Iran, che si è qualificata regolarmente? Li cacciamo perché tanto sta in guerra con gli Stati Uniti, cacciamo l'Iran, facciamo subentrare l'Italia e ricuciamo i rapporti. E allora alla fine lo vedono tutti che è tutto collegato. Il calcio, la politica, le gintonerie, i giocatori che vanno a puttane, che non si qualificano, il riciclaggio e l'informazione che non ne parla. Intanto saluto Maurizio, ci ha mandato un messaggio via WhatsApp e anche Luciana che ci saluta da Muggiò, mentre c'è un ascoltatore in attesa, per cui lo sentiamo. 02 92 94 7222 per chi vuole intervenire con Max del Papa. Pronto? Buongiorno, Luigi da Firenze, adesso sono a Castiglione della Pescaia. Sarà un breve e conciso, con il discorso di ieri del nostro Ministro dell'Economia. E poi vorrei dire una cosa al signore, la fantasia che supera il signor che lei in studio, mi scuso, è veramente fuori dal normale, però ognuno ha le proprie posizioni. Domanda, la prima, il super bonus, siamo probabilmente usciti e siamo probabilmente in infrazione perché è tutta colpa del super bonus. 5 anni gestito dal ministro della Lega. Avete voi il nome? Che barba, però lei ha rotto le balle, mi scusi. Ma lei ha rotto le balle, glielo dico chiaramente, perché ne approfitta ogni volta per fare la sua Tanto se lo riprende Conte a marzo, se lo riprende. Appunto, arriverà Conte, sarà contento lei, saranno meno contenti tutti, ma fa niente, va bene lo stesso. Ripeto, ci ha rotto le balle, quindi faccia a meno di telefonare, perché la solfa la conosciamo già in anticipo e l'abbiamo sentita 104.682 volte. 02 92 94 7222. Carissimo Max, io voglio tornare a chiudere il discorso che tu hai aperto in un brevissimo pezzo, lo consiglio caldamente a chi ci sta ascoltando, sul tuo substack.com. Il pezzo che parte da lì, dalla gintoneria. In pochissime righe te hai fatto una sintesi, direi molto convincente, no? Questo tizio qua parlava di fantasia, qua c'è poca fantasia, perché sono tutti fatti che basta guardarli. Quando non vogliono, questo c'era uno che la domenica va a correre dietro, cioè sanno che è tutto falso, ma va allo stadio a spendere soldi. Ma insomma, poi quando non si vuole accettare le cose è la fantasia. Appunto, no, io mi sbaglio poco, però, E poi i fatti sono fatti, che vengano letti in maniera stimolante per me è un plus, non è fantasia, perché ti aiuta a riflettere anche magari su elementi che avevi messo in ombra, trascurato o letto in maniera differente, senza per questo voler dire che poi uno debba essere d'accordo con te. Ovviamente, no? È appunto a te che te frega, però il pezzo è una sintesi molto convincente dal mio punto di vista del fatto che molti interessi loschi si tengono per mano, non è un luogo comune, non è un complottismo di serie C. La gente non è neanche più abituata a farsi domande, non ne vuole sentire. Perché non si parla di riciclaggio? Perché che legame c'è tra i cacciatori mignottari e la situazione geopolitica con uno Zampolli che non si capisce chi è amico di Trump, che vuole far entrare l'Italia tramite Infantino? No, cioè le cose stanno lì, non è che le nascondono, non è dietrologia, questi non le vogliono sapere, quindi dicono, allora che questa gintoneria prendiamo, sì, appunto, prendiamo questo punto da cui siamo partiti, questa gintoneria tu scrivi in maniera estremamente chiara, era un covo di malaffare, no? Però è passata come una cosa simpatica di costume, in virtù del trattamento mediatico che le è stato riservato, molto molto favorevole. Allora, questi qui se la sono tutte le sere alla zanzara di Cruciani. Appunto. Gli hanno fatto un'immagine, una riverginazione d'immagine, e questo che piagneva, diceva, e Corona gli andava sotto il balcone, sotto la finestra, no? Vai via, non voglio parlarti, ti sputtano, eccetera. Tornano sempre tutti. Questo andava tutte le sere da Cruciani, il quale qualche volta ha detto lui che frequentava la gintoneria, tra gli altri. E si è pentito, tutti si pentono, no? Sta male, se fa la cosa, è un altro uomo, è uno diverso, ha capito la nuova vita, lontano dai riflettori. A te quello lì che fa bere l'ovetto alla ragazzina ti sembra uno che si è pentito, che è diverso, che sta male, che si è rifatto una vita? Buongiorno Italia? Però mi piace chiudere con la tua chiusa in quel pezzo su Substack. Se volete fare pulizia da destra a sinistra, hai scritto, non partite dai bilanci e dai finanziamenti, partite dai giornalisti. Perché hai usato le virgolette? Perché non li considero giornalisti.
perché questo mi sembra un mestiere che è diverso oggi, perché non c'è più, cioè se tu chiedi ai giornalisti non sanno neanche più qual è la loro funzione, che non è quella di fare il cane da guardia del potere, no, è una funzione diversa, di raccordo tra il sapere dei sancta sanctorum degli iniziati e la sconoscenza delle masse. Quella sta la democrazia, è una cerniera, un collegamento, e oggi questo non si fa più, perché quello che dicevi tu, non si fa più un tipo di inchiesta, ma già da 40 anni, ma soprattutto adesso, se tu ci fai caso, le inchieste le fanno sempre retroattive, quando i buoi sono scappati dalla stalla. Noi non abbiamo saputo per 25 anni che le energie cosiddette alternative non combinavano un cazzo e costavano 6, 7, 8 trilioni di euro in bolletta all'anno. Non hanno rinnovato niente, ce l'hanno detto dopo 25 anni. Non abbiamo saputo che il riscaldamento, o meglio, lo sapevamo ma non lo leggevamo, che il riscaldamento globale era una bufala, abbiamo dovuto scoprirlo a cose fatte, a danni fatti. Non abbiamo scoperto per 25 anni che l'auto elettrica era solamente un modo per distruggere le economie specifiche dell'automotive, ma poi le economie più in generale d'Europa. Non abbiamo saputo niente sull'afflusso dei clandestini che avrebbero preso il paese, i pochi che lo dicevano venivano zittiti. Non abbiamo saputo un cazzo del fatto che la Fiat andava a rotoli, e l'abbiamo saputo dopo quando hanno dato 250 milioni a Tavares per servizi resi. E non sappiamo niente del calcio, di quello che succede. Cioè, quando la magistratura fa degli arresti, allora lì ti spiegano quello che è già successo. Quindi questo non è più informazione, non è più raccordo, è propaganda. Poi viene fuori questa sensazione, immagine plastica, che non è una sensazione, è una fotografia di collusione tra ambiti che dovrebbero fisiologicamente essere separati. Perché se io non sono separato da ciò di cui devo parlare, non posso fare il giornalista, tra virgolette, giornalista. È elementare questa cosa. Anche qui nel piccolo abbiamo esempi di personaggi che si infiltrano e vengono a lavorare per il riciclaggio, per il racket, però si fa finta di non capire, si dà tutta una narrazione molto così incantata. E quindi abbiamo, da una parte abbiamo questi giornalisti che sono quelli che sanno stare al mondo, che ti spiegano, caro mio, non arriverai da nessuna parte. Però dall'altra questi giornalisti fanno le Alice nel Paese delle Meraviglie, incantate, ma no, perché dubitare, insomma alla fine ognuno può dire la sua, mettetevi d'accordo. Non funziona così, non funziona così. Tornando al discorso di prima, adesso la Meloni è molto debole, e se ne fanno scappare un altro scandaletto che lambisce il governo, cioè qualche ministro, qualche amante, e lì chi lo fa scappare? Chi lo fa scoppiare? Dagospia? Corona? Report? Il Fatto? Lei non ha più modo di reggersi. E allora lì si va alla situazione che io temo, cioè l'interim a Draghi, poi a marzo si certifica Conte Presidente del Consiglio, che è già scelto da Mattarella, il quale lo considera il male minore per rimettere su la coalizione di centrosinistra, che poi è anche di centrodestra, e Draghi che alla fine va a fare il Presidente della Repubblica come aspetta da 5 anni. E allora in questo caso uno dice si salvi chi può, fuite venne dall'Italia, perché lì diventa veramente Per me l'Italia in capo a 10 anni diventa un maranzato. Ecco, a proposito di questo, io apro una parentesi velocissima. Scomparso il caso dell'insegnante accoltellata a Trescore Balneario. Se ne parla più. Fine. Morale, ma quale? Quella che voleva ringraziare quello che l'ha fatta fuori? Quella più Ponti? Sì, Chiara Mocchi, sì, quella dei Ponti, sì. Vabbè, ma quella viene candidata su. Tu dici, Vediamo, chiudiamo la parentesi qua. A proposito di candidati e di personaggi, tu ti sei occupato, però poi vorrei chiudere la trasmissione con una cosa che a me è piaciuta tantissimo, un tuo pezzo che mi è piaciuto tantissimo, lo citiamo alla fine perché è troppo bello per me. E vorrei anche un pochino, diciamo, levarci di dosso
tutta sta sporcheria che comunque parlandone ti rimane attaccata, no? E c'è poco da fare. Tutta sta sporcheria ne parli e ti rimane addosso. Mi fa un po' schifo a me sta roba qua, perché poi non ne esci comunque, no? È come quando quelli denunciano l''ndrangheta, il malaffare, il riciclaggio. Non ne esci e poi se ti dai da fare seriamente, A, rischi, B, non serve a niente, non serve proprio a niente. Per cui mi vorrei pulire. Passi per scemo, passi per invidioso, passi per uno che non sta nei giri, che rosica, ma rosica di che? E poi se tocchi i tasti sbagliati te la passi male, oltre che passare per. Quindi lasciamo stare, perché non serve, il mondo non lo cambiamo né io né te, non ci serve a niente fare niente, non serve a niente fare niente. Ma infatti non parliamone proprio più di queste cose, tanto l'abbiamo dette tutte. No, invece io dico l'ultima cosa, poi non la dico più. Cioè, l'Italia per me si avvia a diventare un immenso lockdown, cioè un TSO per tutti quelli che alzano il dito, che non rigano dritto, con degli sprechi ancora più colossali, le famiglie del Bosco massacrate come sistema, la dittatura giudiziaria, gli sprechi totali, il dilagare tra Mosca, Pechino e Islam, cioè diventiamo una terra, un campo d'agramante, una terra di conquista. E siamo al pandemonium, il tuo tour, il tuo libro, il tuo libro, sì. Peraltro io stamattina, a proposito di questo, ho colto una frase mentre uscivo di casa per venire qua, di un tizio molto illustre, un analista geopolitico, non lo sto dicendo in tono ironico, uno di quelli in gamba, lucidi, molto pragmatici, il quale se ne è venuto fuori nel silenzio di tutti gli altri ospiti che erano presenti a questa trasmissione televisiva, dicendo: ma insomma adesso si parla, e mi sei venuto in mente tu, si parla del prossimo lockdown, che andrà fatto secondo le caratteristiche di quelli precedenti. Certo. Cioè, io mi sono rimasto di sale, sono rimasto di sasso, perché questo qui non è un pirla qualunque, ma è una persona che stimavo, che stimo naturalmente per il suo per un analista geopolitico. E mi sono fatto due domande, perché ho detto: ma cosa c'entra l'analista geopolitico col prossimo lockdown italiano? Che la Meloni si sta già predisponendo diceva lui, l'ho sentito in televisione. Quindi non voglio dire che la Meloni lo stia facendo, non voglio attribuire a Meloni niente. Ti ripeto quello che ho sentito, no? Che ci si sta predisponendo già con questo governo al prossimo lockdown. Sono rimasto di sasso. Ma no, è così. Io della Meloni mi fido niente. Cioè, la Meloni appena si sviluppano le prospettive, le condizioni, lei è la prima a chiudere. La mentalità è quella lì, sta tranquillo. Io spero anche gli analisti la buttano là perché devono preparare. No, ma infatti, questo lockdown sarà ancora più violento. Parte da un fatto di opportunità energetica, però poi si allarga, poi gli legano la nuova epidemia, quello che è. E allora lì è inutile che si dica: ma stavolta non ci stiamo, stavolta ma dove vai? Ti staccano tutte le connessioni, ti bloccano i conti correnti, hanno già fatto tutto. Quindi l'Italia diventerà quello che è. Ecco, io chiudo questa parentesi qua, allucinante, perché stamattina mi è arrivata come una coltellata sta roba e poi l'ho ricondotta immediatamente Vedi che la gente ormai lo piglia con rassegnazione, te lo dicono, te la buttano là in televisione, sui social, lockdown. C'è un battere totale, un basso ossessivo continuo. Per cui quando arriva la gente dice: santo Dio, vabbè, almeno facciamola. L'hai già introiettata. L'hai già fatta tua, l'hai già introiettata, diciamo, no? Quindi è già servita la cosa. Certo. Allora, cade un po' a sproposito, perché io insomma che tu te ne sei occupato e sei anche molto nostalgico della tua città. Io faccio questa riflessione. È chiaro che nessuno nega che i rimpatri, quando giustificati, vanno fatti. Nessuno di quelli che lavorano con me, sia chiaro, non nessuno in assoluto. Però bisogna essere molto precisi. Pensate, si parla di politiche agricole e al contempo di remigration. Ma se noi non avessimo i migranti nei campi, noi non avremmo niente sulla tavola. Quindi se la affrontiamo le questioni così in maniera troppo generica, non leghiamo da nessuna parte, invece da qualche parte dobbiamo arrivare, perché sono tutti processi che vanno governati. Però ognuno è padrone in casa sua. Salvini e la Lega sono padroni in casa loro di dire le cose che vogliono e di organizzarsi come vogliono. Io ho solo espresso, ho solo fatto un'osservazione. Ha fatto un'osservazione lui, ha detto che se non ci fossero i migranti non mangeremmo niente, ma te rendi conto?
Sì, no, ma ha parlato 2 o 3 minuti, 5 minuti, non ha detto un solo concetto, non c'è niente lì. Tranne tutta questo. roba così. Sì, vabbè. Ma sai, oggi leggevo che la Crusca e la Treccani hanno definito nazifascismo parlare di remigrazione. Quindi non bisogna neanche più parlarne. La remigrazione è contenere i clandestini. No, non si deve più. Ascolta, però, Max, perché è nazifascismo. Beppe Sala è il vecchio Poi la chiamano finestra di Overton, no? Ma insomma, sì, è. La rana se bollisce piano piano. Beppe Sala è un po' il vecchio che non so se ritorna, non passa mai, eccetera. Non so cosa farà dopo la sindacatura di Milano, però ok. Quello che avanza comunque, te ne sei occupato anche lì, sempre sul sito di Nicola Porro, è questa giovane bionda sindaca di Genova, la Salis del PD, insomma, non quella dei Verdi, Bonelli e compagnia cantante. Ma cambia poco. Che ha fatto la copertina su Vanity Fair esattamente come la fece Matteo Renzi, no? Dove va la Salis, secondo te? Ma io non credo, è stata già impallinata, è una ragazzina molto ambiziosa e molto vanitosa, è una creazione di Renzi, ma come tale è stata subito infiocinata da Travaglio, che però ha usato la Lucarelli per dire che questa qui è un prodotto di laboratorio. Cioè, poi la Lucarelli ci ha messo un po' di risentimento suo, femminile, fisico, no? È alta 1,80 m, è magra, e certo lei è alta uno, è quello che è bella polposa, però insomma lì è Travaglio quello che. Perché? Perché bisogna delegittimare tutti quelli che si mettono di traverso a Conte come leader unico del centro-sinistra. Quindi il punto interessante non è tanto che questa fa le copertine, questa vabbè, è un altro personaggio che lanciava il martello. Non ha mai fatto nessuna politica, ha mai fatto manco il consigliere di circoscrizione e adesso governa Genova con i DJ. E sembra normale, si parla della copertina, si parla dei piedi, perché questa è un personaggio di Renzi, e però insomma che i 5 Stelle, che Travaglio la accusino a lei di essere un prodotto di laboratorio, io chiedo chi è che non è di laboratorio? Conte non è di laboratorio? C'era un pezzo di Bisignani che le cose le sa sul Tempo, ripreso da Nicola Porro, dove spiega tutte le alchimie che hanno creato Conte. Conte viene fuori da Foggia, non è un prodotto di laboratorio? È un laboratorio diverso perché è un laboratorio più sofisticato, vaticaneggiante, eccetera, eccetera. È un prodotto di 10 laboratori e l'hanno mandato a gestire la fase più sporca della politica italiana, quella sotto pandemia. Ma perché i giornalisti non sono più prodotti di laboratorio, che sono influencer? La Lucarelli non è un prodotto di laboratorio? Renzi non è... Cioè, chi è che non è un prodotto di laboratorio? Se non sei un prodotto di laboratorio, intanto non entri nel giro mediatico che conta. E tu vedi che questi giornalisti non si vergognano neanche più a fare le feste, le ammucchiate, le spaghettate, le magnate con i leader di riferimento. Anche lì è colta come una cosa totalmente normale. Noi sappiamo stare al mondo, partecipiamo al ballo. E allora lì sono tutti prodotti di laboratorio, o no? E ve la pigliate con me? Io non ci sto in quei giri lì. Allora, scrivo e rispondo, anzi faccio prima ad Alberto dalla Brianza che ci scrive un altro tema ancora. Qualche giorno fa Olindo Romano è stato intervistato da Bruno Vespa. Intervista tagliata e ricreata per farlo passare come un astuto assassino, una schifezza, all'esempio della classe giornalistica che abbiamo. Io su questo però non sono per niente d'accordo, perché quell'intervista me la sono vista e devo dire la verità che ne ho ricavato l'immagine di un Bruno Vespa totalmente spiazzato da Olindo Romano. Olindo Romano lì ne è uscito benissimo, per quello che è del resto, per una persona semplice che, questo è il mio giudizio, la mia valutazione dopo tanti anni fatta sui fatti, che non c'entra assolutamente nulla con la strage di Erba. Quindi ne è uscito molto bene, tanto che Vespa è stato spiazzato dal candore e dalla semplicità di questo soggetto. Non ci stava dentro, però è stato spiazzato da questa cosa, quindi per me è andata così, non sono d'accordo con e poi l'intervista non mi è sembrata tanto tagliata. È molto difficile poi tagliare un personaggio del genere, perché quello che è viene fuori, come nella famosa intervista alle Iene e tutto il resto. Ma questo signore che elementi aveva per dire che l'intervista era stata tagliata? Sì, e dove e quando? Sì, infatti era un'impressione superficiale. È chiaro che in 5 minuti tagli, perché 5 minuti lì intervistano magari 20 minuti, 5 minuti li devi star dentro, ma come fa questo qui a dire che... Mentre saluti da Dennis, ma del giornalista indagato con la moglie per pedofilia si sa qualcosa? Tutto a posto? Ti ricordi che era uscita questa storia, no?
Ah, sì, sì. Uscita, No, e scomparsa, uscita e scomparsa del resto. Ovviamente, perché sennò anche questo parla. Allora, e dice mica sono il solo. No, tra l'altro uno importante, uno di un certo rilievo. Comunque, al di là di questo, Max, Cane non mangia cane. scrolliamoci di dosso un po' di fanghiglia che ci si è accumulata. Io l'ho fatto e ho avuto questa sensazione leggendo un tuo pezzo bellissimo, meraviglioso, che gli ascoltatori e le ascoltatrici trovano sul tuo Substack. Il link c'è sul nostro post, ma lo trovate facilmente su substack.com, Max del Papa. Il titolo, molto bello, È così piccolo l'immenso, che è un po' ungarettiano se vogliamo, ma è qualcosa di più, perché lascio il piacere di chi ci ascolta di leggere questo pezzo, però ha a che fare con un'esperienza tutto sommato banale, la vogliamo chiamare così, passeggiando per la tua città, che banale non è per niente, perché ti si è spalancato un No, mondo. non era in mia città. Non era la mia città. Dov'eri? Non importa era dov'eri. a visitare una piccola mostra di modellismo Ecco. qua a Porto San Giorgio, che mi ha portato però echi anche di Milano, perché c'erano tutti i modelli, c'era il tram. No, io parlo della tua città, nel senso di dove stai, insomma. Sì. Una cosa normale, città. facendo una È un villaggio. passeggiata fuori casa, ti sei imbattuto in una mostra di modellismo. E da lì il titolo Così piccolo l'immenso, perché da quel piccolo, dei piccoli modelli, è venuto fuori l'immenso. Allora il lettore se lo gusterà come credo me lo sono gustato io, però io voglio chiudere con questa cosa bella, perché ne ho piene le balle, ti dico la verità, di robe brutte, dalle quali comunque non ne esci, cioè questo non esime dall'analizzarle, dal valutarle, dal tenerle presente criticamente, però non ne esci comunque, no? No. Secondo me, poi per carità ci sono tanti che pensano di poter cambiare il mondo, ma a sto punto io che ci ho sempre creduto poco, non ci credo più per niente, e al di là di quello invece, che bello invece saper cogliere, fammi dire questo, ma saper cogliere l'immenso, il bello, il nutriente nelle cose piccole che magari ti capitano per caso, quando però c'hai la testa e la sensibilità e il cuore per valutarle, per apprezzarle, per fartele entrare dentro, per farti corrompere da un po' di bellezza, no? Che è quello che è successo a te. Guardando questa mostra di modellismo, ripeto, io non sono poche righe, sono bellissime, sono meravigliose, perché introducono da un'esperienza che può essere comune, appunto, ripeto, anche banale, qualcosa che banale però io non è. devo dire lì come è venuta fuori questa Ecco, cosa, raccontala un po' senza raccontare il pezzo, perché quello se lo gustano gli ascoltatori e le ascoltatrici. Cioè, era un giorno che sono stato un sabato che stavo molto male. Era un giorno di quelli dove mi torna quella fatigue che mi fa dubitare di essere sano, guarito, e quindi mi fa pensare di morire presto. Mi sono trascinato a questa mostra dove c'erano tante cose tenere, tante persone tenere, ingenue, semplici, umili. Io ho assorbito tutto questo. Quando sono uscito e stavo così male, mi sono messo su una panchina e mi sono messo a piangere. Dopodiché, arrancando verso casa, quelle lacrime sono diventate inchiostro, sono diventate parole scritte e le ho messe lì come mi sono venute. Ed è un po' lo sfogo da togliermi da tutto. Io voglio fare solo questo nella vita. E poi è il monologo che io faccio, il Pandemonium in Tour, lo spettacolo, questo è. Le denunce rifluiscono tutte in questa. È un monologo di coscienza, di anima, di emozioni, di sentimenti, non più anche di denunce, ma non di queste cose qua. Quindi io mi sono messo a piangere e ho continuato a piangere scrivendo queste pochissime righe improvvisate. Ecco, questa volendo la potrei mettere nel monologo, perché quello è. È bellissima perché oltretutto tu hai incontrato persone belle che fanno questi modellini bellissimi. Ce n'è uno che ti fa vedere una Mieti Trebbia in scala ridotta, ovviamente, ma perfettamente funzionante. No? Tu dici, questo me l'ha presentata come se fosse sua figlia, questa Mieti Trebbia. Una meraviglia, un prodigio, una cosa meravigliosa. Ma poi proprio il modo, questa tenerezza, questo orgoglio, perché si pensa sempre che chi si dedica a queste cose sia un perdente, no? Sia uno rimasto indietro. Va bene, siamo rimasti indietro. Io parlo dei rimasti indietro nello spettacolo. E qui ho visto dei rimasti indietro che non sono indietro per niente. Però sembra che se tu ti dedichi a fare il modellino di un tram o di una Mieti Trebbia o di una portaerei,
Figlio mio, ma tu non sai stare al mondo. Buongiorno Italia, certo. facciamo l'uovo. Certo, però qui c'è l'umanità. Stasera facciamo tutti a mignotte, giudici, politici, giornalisti mediatici. Buongiorno Italia. A me Buongiorno Italia mi ha rotti i coglioni, non ne posso più, mi suiciderei. E invece c'è questo signore anziano che ti chiede di mettere una firma sul registro delle presenze di questa piccola mostra, e potete anche fare un video se volete. Potete anche fare un video se volete. Dai, questa, si spacca il cuore. Questa è l'umanità che riscalda, che fa bene, punto. Io vorrei chiudere solo con questa sensazione. Retorica, No, non è retorica, è vita. Ti spacca il cuore. Ti spacca, ti fa piangere. Quando tu sei lì che pensi di morire perché stai male e ti dice uno una cosa così, basta, è finito, ti spacca il cuore. E hai anche capito tutto, insomma, non hai più bisogno neanche di... E capisco bene perché ti sei messo a piangere, perché mi sono messo a piangere anch'io leggendo l'articolo, ma di gioia anche, tutto sommato, e di speranza. Per cui io vorrei chiudere qui e ti ringrazio come lettore, come amico, come Max e Giulio. E un saluto a tutti coloro che ci hanno seguiti, non guarda, seguiti, che qui scoppia una bomba eccetera. Oggi, guarda le mani, guarda. Logicamente è stato un successo. Un abbraccio a tutti. Avete ascoltato Auto da Fè. Jean-Pierre